Eccoci qua di nuovo assieme a Tie Break per la seconda parte esclusiva di Rassegniti, perché in una puntata non avete mai visto due volte la rassegna stampa con Catine, proprio per parlare di Tie Break in quest'ultima puntata, del successo raccolto. E Catine, parti subito con una bella bomba. Con questo video. Bandi Catine! Bandi Catine! Così che di roccia. Ti visito. Sì, con il suo Adriano. Le interviste dirette che devi fare a distanza minima. Che è una metoda anche dalle giornate guardi. Alle passato me qualche mese, ma insomma è un secolo, con tutto quel che è succeduto. Diego aveva mai c'avei, Moreno al portava i bregonus scurs e Luca al faceva insieme la fisioterapia, che come al distretto e io già vade, perché se no all'ave massa in forma. Tantos cristãos sabem da minha experiência. Também colocam sobre pessoas tentando entender Cuma però non sta montato, ma si chiara, perché là, Pazore, pensavo e di cios. volevi infatti ti complimenti per ogni trasmissione. Troppi che indovinate che il break non sapete che è, ma il Thai sì, e va sempre bene. Nós todas participa di fare come stars, come fa, soi, giusti. La posta del cuore non si interessa un lui, ma cercherà per i problemi amorosi una puntata di un'ora non bastare. E poi dopo, o sin da ur a cambiare vita, o si sta a sierarsi in chiesa per una notte buona, anche perché che il ventilatore codoprin non voleva sapere di tenere sulla mascherina. Come che si induce vaccinarsi e che non si deve passare non lo sta più nessuno. Copertina troppo al mondo, come che sempre fatti fuori. No, come di catene, non siamo mai quattro di me. Prima di salutarti, o volevi mandare un pensiero e una bussata alle nostre amiche Silvia, che tu hai conosciuto e ha fatto un brutto incidente e è ricoverata dall'ospedale di Udine. Tendur Silvia, ti voglio bene e ti spettin. Chiara Catine, la strap, la barista e come artista, ma tu vedi, mi spieghi, perché ridi, mi ridi, perché ridi, a far bene a te, e no, anche più bene, lo spin sempre, io. Mandi. Mandi. Ragazzi, fantastici, siete, guarda, mi hanno commosso. Questi io li ho conosciuti durante il lockdown, mi hanno fatto un'intervista e mi sono proprio entrate nel cuore, proprio con quella loro autoironia.
Allora per quello sono partita da questo video, perché hanno parlato proprio della nostra trasmissione, no? Delle rubriche, hai visto come hanno incrociato bene il cruciverbo? Sì, bravissimi. Ma hanno delle competenze straordinarie. E allora hanno detto soprattutto una cosa importantissima, cioè che ridere fa bene, è ormai accertato, lo dicono anche gli esperti.